Terminerà domani il 7° concorso musicale nazionale Serra di Falco Città della Musica, che vede protagonisti gli alunni delle scuole secondarie di primo grado provenienti da diverse province siciliane. Al concorso musicale, che si tiene presso il Teatro Comunale Antonio De Curtis di Serra di Falco, hanno partecipato tra gli altri gli alunni a indirizzo musicale dell'Istituto Comprensivo Galileo di Raffadali, diretto dalla professoressa Maria Luisa Romano e guidati dai docenti Ignazio Cuffaro e Raffaele Pontotriero. Una trentina di giovani musicisti che hanno ottenuto risultati eccellenti, piazzandosi ai primi posti. Il concorso è sempre un'occasione di crescita. Al di là degli esiti, che poi dipendono da molte cose, dal rendimento sul palco, dalla giuria, dal momento stesso, in realtà il cimentarsi davanti a un pubblico, davanti a una giuria, è un momento formativo molto importante. È una scommessa con se stessi che va vinta e comunque va affrontata. Noi abbiamo portato a questo concorso 2 gruppi di chitarristi, uno di prima media e uno formato da seconde e terze, e poi ci sono un duo chitarristico formato da alunni di prima media, un duo pianistico formato da alunni di prima media, delle formazioni pianistiche di seconda media e alla fine un quintetto formato da 5 alunni di prima media che suonano con la sola mano destra o con la sola mano sinistra. Tra le scuole della provincia agrigentina anche gli istituti comprensivi Brangati di Favara e la Vivaldi di Porto Empedocle, che annovera un giovane innamorato della musica, in particolare della chitarra. Una volta, già da quando ero piccolo, mio padre aveva una chitarra conservata nel negozio dove lavora e a volte mi veniva voglia di srimberlarla e quindi è cominciato da lì. È arrivata alle scuole medie, ho subito pensato di iscrivermi all'indirizzo musicale. È prestigioso questo concorso perché ci sono scuole presenti da tutta la Sicilia e si svolge addirittura in più giorni, quindi già fa capire quante scuole partecipano a questo concorso. Noi siamo presenti con un ensemble di clarinetti della nostra scuola, io e il mio collega assieme abbiamo lavorato in maniera sinergica per cercare di dare il nostro contributo fattivamente al concorso. E questa scuola di indirizzo musicale, la Vitaliano Brangati, ormai è antichissima, cioè l'abbiamo fatto tanti anni fa ed è una scuola molto bella perché appunto consente ai giovani ragazzi di cimentarsi. Quest'oggi insomma siamo felici, abbiamo accompagnato un po' tutti i ragazzi della scuola, i migliori naturalmente, quelli che amano la musica, ma noi siamo convintissimi insomma che chi studia musica ha una marcia in più.